una quantità giusta di sostanza organica nel terreno. Una cosa molto importante, quando si fa un raffronto di sostanza organica, intanto bisogna sapere che la sostanza organica, una parte è sostanza fresca, è corpo di microrganismi, circa la metà, e un'altra parte è humus. Poi dipende il tipo di terreno. Un terreno sabbioso c'è molto più ossigeno, c'è molto più metabolismo. Un terreno argilloso, l'opposto, c'è meno ossigeno, meno metabolismo. Nel terreno sabbioso la sostanza organica si decompone molto velocemente. Nel terreno argilloso lentamente. Allora, quando si fa un raffronto, normalmente si prende la metà. Se abbiamo su un terreno argilloso 8% di sostanza organica, equivale al 4% di terreno sabbioso. E il terreno limoso circa la metà, tra due, a metà strada. Limoso. Allora, i nostri risultati, allora i nostri risultati del 4% di un terreno sabbioso sono uguali a un terreno argilloso con l'8%. Poi lui, la domanda sua era rotazione. Bravo, perché io ho messo negli elementi importanti per la biodinamica le rotazioni. Beh, il sovescio è una rotazione meravigliosa. Perché nelle scuole si insegna la rotazione cereali, leguminose, troppo didattico, dal punto di vista troppo unidirezionale. Il sovescio misto, ci sono molte essenze, ognuna lavora in maniera diversa e grazie per la domanda così posso rispondere ancora a altre cose. In un sovescio misto abbiamo la parte aerea con fiori, forme, colori, sostanze e quindi energie. Abbiamo la parte sotterranea che abbiamo detto nel caso della biodinamica è molto sviluppata. Anche quella è sostanza organica. Quindi dobbiamo sommare la parte superiore e la parte sotto della pianta. E ancora di più, nelle radici, a fianco delle radici, intorno alle radici, vivono in simbiosi tantissimi microrganismi tipici per ogni specie, che si piacciono di più. È come noi esseri umani, che una persona, un'altra persona. Alcuni microrganismi scelgono delle famiglie di piante, altre piante. In simbiosi. E questo porta nel sovescio complesso misto che hai tantissimi tipi di microrganismi diversi.
doprinese v tla veliko različnih mikroorganizmov, kar je zelo pozitivno. Rispetto alla coltivazione che noi facciamo di patate oppure di pomodori. Glede na klasično pridelavo krompirja, paradižnika, kakorkoli. Ecco perché è un arricchimento meraviglioso del terreno. To je zelo bogatenje, zelo veliko bogatenje tal. Ma è anche una meravigliosa rotazione. Ampak tudi pač v redu dobro prevarjanje. Adesso parliamo un po' del cibo. Zdaj nekoliko še o hrani. Perché poi tutto quello che facciamo serve. Vse, kar delamo, je pač, da pridelamo dobro hrano. Serve per gli altri, per mangiare, per vivere. Pač služi temu, da živimo, da se... E quindi dobbiamo porre molta attenzione nel cibo. Zato damo tudi veliko pozornost. Noi che lo produciamo. Vsi, ki ma anche chi lo consuma. In tudi potrošniki, ki jo pač uživamo. Allora, il nostro benessere naše počutje dipende da molti fattori. Je odvisno od veliko faktorjev. Dipende dalla tranquillità. Je odvisno od mirnosti. Našega počutja. Dal movimento. Od gibanja. Dalla respirazione. Dihanja. Da acqua buona. Dobre vode. E da cibo di qualità. In kvalitetne hrane. Io non ho messo dalla connessione. Non ho messo dalla connessione. Perché non so quanti di voi sono preparati per questi discorsi. Ja, pa nisem se dodatno, koliko je pripravljenih v bistvu na to temo. Oggi la scienza dell'alimentazione ha inventato molti nuovi e molte branche. Danes prehrana pač ima veliko različnih znanosti na različnih vej. Tutti per dire che è molto importante avere antiossidanti. Pomembno je imeti veliko antioksidantov. Telomeri molto lunghi. Telomeri zelo dolge. Kako da sono i telomeri? I telomeri sono dei prolungamenti del nostro DNA che ci danno quanto tempo abbiamo di vivere. To so v dečki v DNA, DNK-ju, ki določajo življenje. Guarda, questo è il DNA. To je DNK. Questi sono telomeri. To so telomeri. Il bambino ha questi telomeri. Otrok ima tak telomer. La persona adulta questi. Odrasel v sredini. La persona anziana così. Starejši človek ima pač. Man mano che i telomeri si accorciano, ko se skrajšajo telomeri, la nostra vita življenje se tudi siamo pronti per andare. Però l'accorcimento dei telomeri è determinato da molti fattori, non soltanto dal tempo che passa. Je pogojen z različnimi faktorji, ne samo s časom, ki dai fattori che ho detto prima. Fattori che ho detto all'inizio. E l'alimentazione è molto importante. In prehrana je zelo pomembna. E la qualità del cibo è molto importante. In qualità kakova. Ecco perché adesso parliamo di questa cosa. Zato bomo o tem zdaj govorili. Allora abbiamo detto telomeri, forma fisica, salute e longevità. Dolgo življenja. Longevità. Oggi si può vivere molto più a lungo di una volta. Ma molto dipende dal cibo. Perché il cibo è nutrimento. Ma è anche salute e benessere. Allora, se vogliamo osservare, intorno a noi, l'essere più vicino all'uomo è lo scimpanzé. Lo scimpanzé ha il 99% del DNA come il nostro. 90% ima podobne DNK kot je človeško. Lo scimpanzé non ha
diabete, Šimpanz colesterolo, ima diabetesa, kolesterola, non soffre di cuore, nima težav s srcem, non è depresso. ni depresiven. Lo scimpanzé mangia il 50% della sua dieta è frutta, 25% uživa sadje, una grande parte sono foglie verdi e fiori, veliko še listja, zelenega listja in l'altra cvetja, parte sono midollo delle piante, semi e corteccia potem še druge skorje in semena, e una piccola quantità sono malo insetti. insektov. Questa è la dieta dello To scimpanzé. je dieta šimpanza. L'uomo americano Ameriški človek mangia molto riso, patate, pane e pasta, pač uživa veliko tanti carboidrati, carboidrati, zuccheri a non finire. Sladkorjev, riža, krompirja, Zuccheri. testenin in tako naprej. Mangia molte proteine animali, Veliko živalskih beljakovin, oli, olj, frutta così poco, zelo malo sadja, ortaggi pochi še manj zelenjave e pochissima verdura a foglia verde. in malo zelene zelenjave. Foglia verde qui tantissima, foglia verde qui pochissima. Ja, ni obratno. La foglia verde contiene clorofilla. Zeleno listje pač vsebuje klorofil Clorofilla è il sangue delle piante, in klorofil je kri rastlin. a livello chimico è quasi composta come il sangue umano. Na kemično je pač podobno kot L'unica človeški. differenza è che al centro c'è il magnesio al posto del ferro. Edina razlika je, da je pač v sredini magnezij, pri nas pa železo. E allora noi dovremmo molto imparare dagli scimpanzé. Veliko moramo se naučiti od šimpanzov. Ovviamente non abbiamo le piante per arrampicarci sopra, Ja, pač ne da bomo pač se uspeli po drevesih, possiamo anche farlo se lahko bo vogliamo. tudi to, ne? Ma Ampak è bolj molto, prehrana. molto importante anche l'alcalinità, essere alcalini. Zelo pomembno je, da imamo pač alkalnost, dobro Il alkalnost. bambino quando nasce è completamente alcalino, Človek, otrok, ko se rodi, je komplet alkalen. la vita ci porta ad essere acidi, Življenje pač prinaša il kislost metabolismo ci porta ad essere v acidi. metabolizmu, ne? Le persone anziane sono più acide, Stari ljudje so potem bolj imajo večjo ma kislost. non è una cosa fissa. Non è Ni pa nekaj fiksnega. Dipende anche qui molto dalle condizioni di vita e dall'alimentazione. Zelo je odvisno od pogojev v življenju, načina Ma- življenja in od... Si dice anche parlando una persona è acida Se reče pač človek je kisel, quando è arrabbiata, quando risponde kadar male. je jezen, ne, agresiven. Nella clorofilla V klorofilu ci sono moltissimi minerali alcalini je veliko alkalnih mineralov, e quindi se mangiamo molto verde če, abbiamo molta più alcalinità nei nostri liquidi. če uživamo veliko zelenih delov rastlin, ne, Ed è imamo molto pač facile večjo alkalnost. ed è molto facile misurarla. In je zelo lahko zmeriti, ja. Si va nel negozio, si comprano le striscette di cartina tornasole, Se nabavi kartončke, če sem jaz tornasole, insomma si dice. E quando si va al bagno si prende il pH dell'urina. Se pač zmeri v urinu, ja, ta pH, ne. Facile, molto facile. Ja. Dobbiamo stare un po' alti, In je fajn, un po' alcalini. moramo biti pač alkalni. Ne. Se bevi estratti verdi è ideale. Oppure se Pač zelene ekstrakte, ne. estratti verdi, clorofilla. Klorofilne substance imamo pač dosti boljšo. Allora si consigliano 5-7 porzioni al giorno di Priporoča se 3 vegetali do 7 porcij zelenjave na dan, di tutti e 5 i colori, vseh tretjih barv, rosso, giallo, arancione, rdeč, rumen, oranžen, verde. zelen. Questo come esce così? Questo deve essere blu viola, ma qui no, non è arancio, è un blu viola, è Viola, ja. blu viola, Modro viola. come le melanzane, i mirtilli, Melanzane, e borovnice poi c'è il bianco. in potem bela. Ecco, barva. questo lo vuole fare.
Ma soprattutto è importante seguire stagionalità, varietà, Pomembno je pač, da imamo sezonsko, varietà uživamo zelenjavo, e qualità različne vera. vrste in dobre kvalitete. Qualità vera, Dobra kvaliteta, sottolineato, podčrtano, perché non tutti i vegetali sono uguali. ker niso vse vrtnine enake. Ogni carota non è uguale all'altra. Korenje pač ni enako eno drugemu. Molto dipende dal metodo di coltivazione. Zelo veliko je odvisno od pridelave, od načina pridelave. E ci sono molte ricerche a livello mondiale che dimostrano che le coltivazioni moderne hanno fatto perdere fino al 50% dei nutrienti. In veliko analiz je bilo narejenih in raziskav, da so in ugotovitev, da je več kot 50% na kakovosti današnja hrana skupina. Potete controllare queste ricerche in varie riviste To se scientifiche. lahko v različnih znanstvenih revijah najde različne Vi ne faccio prispevke. vedere qualcuna. Nekaj vam bom pokazal. Qui abbiamo i vari prodotti, broccoli, fagioli, Tukaj imamo patate več različnih pridelkov. e via dicendo. Qui abbiamo le sostanze Tukaj so sestavine e qui la diminuzione. in potem pač zmanjšanje teh posameznih Alcune sestavin. 68%, Nekatere tudi 68%, 80%, 80%, 92%. 92%. Però ci sono anche molte ricerche che dimostrano al contrario Je pač, ki kažejo obratno. che nei prodotti biologici e ancora più nei prodotti biodinamici c'è più ricchezza di Ki contenuti. pa dokazujejo, da so biodinamični in ekološki pridelki imajo večjo vsebnost hranilnih snovi. Perché per produrre cibi di alta qualità Zato ker za pridelavo kvalitetnih abbiamo pridelkov detto tante volte ormai smo velikokrat ponovili, che ci vuole un suolo ben strutturato, areato, vivo, ricco di humus. da rabimo pač dobra strukturna tla, zračna in bogata s humusom. È il rinforzo della connessione tra le piante e l'universo. In pač povečano povezavo med rastlinami in vesoljem. In questa maniera abbiamo delle piante molto più ricche di qualità reale, Na ta način imamo veliko bolj bogata, ma anche più ricchi di nutrienti. in tudi bolj bogati s hranilnimi E snovmi. questo si può addirittura misurare. In to se pač lahko izmeri. Perché in questo voi dovete sapere che dobbiamo sapere che nelle piante Moramo vedeti, da rastlina la qualità je si può misurare kakovost, anche sotto forma di energia. lahko jo merimo tudi v... Questa energia che ci viene dal cosmo Ta energija, ki prihaja iz vesolja, e quindi si può fare un'analisi in lahko naredimo analizo di sostanze nutritive, hranilnih snovi, di energia vitale vitalne energije e di ordine. in reda. Ci sono molti modi di fare So questo. različni načini, kako to delamo. In biodinamica abbiamo molti modi con immagini, V biodinamiki imamo veliko načinov ma anche in maniera comune, in giro. C'è così. tudi splošno, običajno. Ci sono cristallizzazione sensibile, Senzibilna kristalizacija, dinamolistica binare, dinamizacija, cromatografia circolare, kromatografija, evaporazione delle gocce, izhlapevanje kapljic, cristalli vode, dell'acqua di Amoto, Masaru Emoto, kristalizacija vode, le gocce che cadono, kapljice, ki padajo. Qui sono esempi di analisi di questo tipo Tu so različne analize, različni tipi. e normalmente si ha che i prodotti biodinamici sono più ricchi, Biodinamični pridelki so pač bolj bogati. ma da poco la Soriana in Svizzera V inštitutu v Švici nei suoi laboratori ha messo a punto un sistema che si chiama SAT, so pač imajo metodo SAT, è una cristallizzazione spagirica, to je kristalizacija spagirica spagyrica, molto semplice, enostavna molto semplice anche molto evidente. in zelo evidentna. I cristalli che si formano vengono ingranditi, Kristali, ki se pač oblikujejo, se povečajo. qua è il confronto tra l'acqua di New
York e l'acqua dell'Australiana. Tukaj je levo voda iz New Yorka, recimo primerjava, in desno je